Dopo l'inizio il 7 gennaio scorso, l'andamento dei saldi in Sicilia. Ascoltiamo il presidente regionale di Conf Esercenti, Vittorio Messina. Finalmente sono arrivati i saldi, ma per noi commercianti di abbigliamento, di calzature in special modo, questi saldi rappresentano non la manna così come è stato negli anni passati, ma certamente la prosecuzione di un flop che chiaramente registriamo già da marzo 2020, abbiamo saltato parecchie stagioni e questi saldi, benché portino un po' di movimento dal punto di vista economico, chiaramente serviranno semplicemente a contenere le perdite di un settore che veramente è allo stremo. Oggi chiediamo noi non solo alle amministrazioni regionali ma anche al governo nazionale di intervenire con ulteriori ristori in favore soprattutto di un comparto, quello, ripeto, dell'abbigliamento e del settore delle calzature, che sta vivendo un momento di grandissima e grossissima difficoltà. Basti pensare ai costi fissi, quindi ai canoni di locazione e ai tributi locali di tutte quelle imprese che insistono nei centri storici. Quali sono le prospettive? Le prospettive sono sicuramente legate innanzitutto al mantenimento della zona gialla, perché dovesse cambiare la zona da gialla a rossa, chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore colpo all'economia della città. È chiaro che la salute viene sempre prima di ogni cosa, ma dal punto di vista imprenditoriale il colpo sarebbe veramente significativo. Detto questo, è chiaro che per poter parlare di ripresa dobbiamo attendere settembre 2021, quando ci sarà un numero di vaccinati tale da poter cominciare a far ripartire non solo il sistema commercio ma anche quello del turismo, che tanta linfa economica porta alla nostra economia. C'è da soffrire, sono tempi ancora difficili, l'invito che diamo e facciamo ai cittadini è quello di comprare, di spendere nei negozi fisici e di aiutare così i negozi di vicinato, che chiaramente ce la stanno mettendo tutta per poter, ecco, traguardare le proprie aziende all'indomani della fine della pandemia.